No, I'm not a writer. GP, tu sei nel primo video fatto con la nuova Sony RX 100M4, non ti interessa? Mi dici così, la nuova macchinetta? Non gli interessa? Ecco, ora stiamo registrando in modalità praticamente automatica, mano libera, ce l'ho in mano in priorità diaframma, quindi puoi vedere lo sfondo tutto sfocato e la messa a fuoco nitida, insomma, sul soggetto che tu volevi iniziare a riprendere. Proviamo a avvicinarci un pochino, dovrebbe esserci, ecco là la messa a fuoco che cambia di continuo. È fantastica questa macchinetta. Mi allontano, la messa a fuoco è velocissima, mi allontano e provo lo zoom. Adesso da qui zoomiamo. Wow, beh, insomma, lo zoom, diciamo, questo è ottico, non è proprio il massimo, si può aggiungere lo zoom digitale. Vedrò poi nelle impostazioni, soprattutto nei risultati dei video, se varrà la pena, insomma. Sì, è bello vedersi nel monitorino, no? E beh, qua siamo abbastanza relativamente in controluce perché ci sono tutte, vedi, le finestre del camper, quindi girandoti, beh, la messa a fuoco è sempre perfetta, veramente fantastica, fantastica. Quindi io credo che tipo possiamo dire: dove abitiamo oggi? H, all'uscita dall'autostrada. Va bene, dai, EGB, che dici? Fammi vedere la tua bellezza nella nuova macchinetta. Mamma mia, che bellezza questo CP, guarda che bellezza. Adesso stiamo facendo riprese ovviamente alla cacchio perché insomma così è, no? Però adesso un po' alla volta inizierò un po' a studiare, a vedere, insomma, quando visiterò i posti cercherò anche di fare i soliti video un po' fantasiosi, no? Un po' stilosi che allietino un po' la vista, no? Che non avevo fatto vedere nel video vecchio di presentazione le sue batterie, che mi hanno dato altre 2 batterie, quindi in totale ne ho 3 con questo caricabatterie doppio. Beh, vedi, bene o male cavallettini ne abbiamo, dovrebbe essere migliorata decisamente la qualità, cioè la mia faccia da cazzo è sempre questa, però la qualità della faccia da cazzo è decisamente superiore, cioè, capisci? Cioè vedi meglio la zingaritudine. Dopo, chiaro, resta il discorso che devo ancora imparare a usarla un po' in manuale, no? Per il discorso anche luci e tutto quanto. Adesso sto parlando con tono di voce basso, quindi sì, anche per provare bene il microfono. Dopo, se è il caso, alzerò la voce, in modo, non so, sto solo capendo, studiando, devo ancora scaricarli i video, quindi sono proprio i primi esperimenti che secondo me sono i più importanti, ossia la modalità manuale in varie situazioni, magari anche un po' infelici, tipo oggi che è una giornata molto nuvolosa e di dopo pioggia e siamo all'interno di un camper, quindi insomma credo sia un test abbastanza critico. Ci sono molti rumori di sottofondo perché siamo all'uscita dell'autostrada e quindi secondo me non c'entra nulla la mia bravura, intendo, secondo me questo è uno dei migliori test che si possano fare a una macchina fotografica o una videocamera. Cazzo, voglio fare un fiastra 8 costa. Senti che guardando il mirino qua, non so con gli occhi che va. Ho il strabismo di Venere anche se è domenica. Vedi, questo è il cavallettino che io ho usato e che uso solitamente per la GoPro. Una cosa semplicissima, niente di che. La cosa buona è che è molto piccolino, molto basso e non tanto per il discorso che è portatile, ma per il discorso che vado benissimo per fare i vlog o per fare tantissime altre cose. Mentre, sì, io ho ancora il vecchio cavalletto, un cavalletto da pochissimi soldi preso su Amazon all'epoca, che utilizzavo per la Nikon S9007. Perché questo cavalletto è estremamente leggero, è di una leggerezza veramente incredibile, quindi io me lo portavo in zainetto e andavo da Dio. Diciamo che l'attacco è il classico attacco da vite,
chiaramente non è molto preciso, ma a me basta solo per tenere posizionata la camera. Farei un po' più di fatica giustamente a metterla in bolla, a trovare l'inquadratura giusta, però insomma una volta che è ferma puoi permetterti con l'autoscatto di fare le foto notturne piuttosto che i video stazionari e tutto quanto. Quindi vedi, sempre meno apparecchiature, sempre più leggero, il che, come ti ho detto anche prima, è indispensabile per il mio tipo di gite, cioè lunghe passeggiate nei borghetti, nei wild, in montagna, su per i torrenti, cioè dove vai con tutta l'apparecchiatura? Cioè, ti ho sempre detto, questo non è un canale di fotografia che deve farti quei video e quelle foto fantastiche per poi avere contenuti del cazzo, ma invece è quel canale che vuol farti scoprire i posti meno conosciuti, posti che in certi casi te li sei trovati sotto casa. Ci sono tanti fan, magari gente anche di San Daniele del Friuli, che mi diceva: ah, io non ho mai visto il biotopo dell'acqua caduta, cioè ce l'avevano tipo a 5 km da casa, capisci? Quindi sembra di no, ma abbiamo bellissimi posti in Italia. Io preferisco, anche perché purtroppo non posso, ma in ogni caso preferisco non far sbavare chi guarda questo canale facendogli vedere la California, l'Australia, la Cina, questo e quell'altro, ripeto, anche perché non posso, ma facendogli scoprire, ma scoprire in tutti i sensi quei bellissimi posti che abbiamo in Italia, perché essendo quei posti più raggiungibili, più vicini a te, poi te li vai a vedere nei weekend, te li vai a vedere nelle vacanze, quindi sì, te li guardi nei video, ma sai già che il cane mi sta guardando, mi sta mettendo suggestione. Cane, ne aveva parlato anche Human Safari ieri in un suo video, che quando si registrava e parlava, quando la gente lo guardava, lui si sentiva un po' in imbarazzo. E io ho il cane che mi guarda e mi fissa e dice: ma con chi cazzo sta parlando questo? Comunque avevo perso il filo del discorso e stavo dicendo niente, che ti mostro i posti meno conosciuti, ma soprattutto, essendo qui vicino, hai la possibilità poi di visitarli te, no? E quello è bello. Allora, beh, come ti avevo anticipato nelle scritte, la macchinetta ovviamente appena presa, appena portata a casa, era stata resettata l'impostazione di fabbrica, quindi la qualità video e soprattutto la qualità audio, anche se ti può sembrare decente, in realtà sarà decisamente molto meglio nel futuro. Non in questo video, nel senso non in questa puntata, ma nelle prossime, insomma, dopodiché avrò iniziato a metterci le mani e quindi avremo maggiori risultati. Il massimo, sì, vai squash. Il massimo lo si otterrebbe in 4K, però in 4K in teoria dopo il file diventa troppo pesante, quindi lavorarlo, anche se Surface ha un i7 quindi è molto potente, diventerebbe tutto scattoso, quindi insomma frustrante, mentre così, che siamo in 1080, anche se la qualità diciamo non era certamente al massimo, però il file è lavorabile veramente molto velocemente. I video che ho fatto insomma sono video fatti proprio alla cacchio, cioè proprio perché avevo voglia di usare la macchinetta, di filmare, quindi se non aspettarti ovviamente chissà che qualità. Qua siamo a Borghetto sul Mincio, un bel paesino non puntinato, cioè ci siamo proprio fermati così per mangiare, provare a fare 2 macro, 2 video un po' fuori alla luce, insomma, vedi, e da imparare, dai. Ho preso anche un bel cavalletto di quelli che si rovesciano, no? Testa in giù, quindi puoi fare anche le macro, nel senso che la fotocamera arriva a altezza terreno, no? E quindi adesso è una figata unica. Adesso un po' alla volta, insomma, dai, che inizio a prenderci la mano, inizio a impararla e dopo ne vedremo delle belle, accidenti. Beh sì, tieni anche conto dopo che quando tu esporti su YouTube comprime molto, quindi i video che vedo io nel mio PC, che sono comunque già a loro volta compressi, io li vedo in qualità decisamente superiore rispetto a quella che vedi tu, e il massimo lo si ottiene diciamo con i video grezzi o comunque esportando in modalità non compressa, e poi YouTube castra tutto. E niente, buono, Borghetto sul Mincio siamo qua. Stupendo, bellissimo posto. Beh, merita una sosta, sì. Se sei da ste parti devi fermarti. Confermiamo chi? Io il CP,
che le batterie di questa Sony RX100 M4 non durano niente, però per fortuna il tipo me ne ha date altre due, quindi io già in totale ne ho 3 e poi me ne ordino altre due su Amazon, no? Col caricatore, c'è il kit 25 euro, sai, due batterie col caricatore. Ah, che c'è la gente che passa e guarda sempre. Cioè tipo vado a mangiare qua, guarda che ristorantino che ho, che bella vista che ho, non sarebbe male come ristorantino, quasi quasi. È che no, ho finito l'acqua, devo trovarmi l'acqua, devo farmi una pasta asciutta. Una vita non mi faccio una pasta asciutta col discorso del caldo. Allora niente, non voglio una pasta asciutta. Porca troia, insomma ero andato a fare le riprese, no, dopo aver fumato, ero lì nel burrone, ti ricordi che avevo fatto il video, poi ho fatto anche 2 foto al paesaggio qui dal ciglio del burrone, proprio non potevo neanche mettere giù il cavalletto perché l'altro piedino proprio andava giù, no? E là mi è venuto uno svarione, c'è proprio 6 vertigini forti, e allora tac, ho saltato indietro, cioè indietro sarebbe dall'altra parte, non verso il burrone, e niente, cazzo, vedi cosa fa la nicotina ogni volta, e mi è sempre a fumare. Porca troia. Borghetto sul Mincio, bellissimo, vedi qui siamo nel ponte che attraversa la strada. Poco prima ho visto c'erano anche molti camper in quel coso lì. Parking lot, parcheggio Borghetto, credo che sia a pagamento però. Non hai voglia di aspettare che si raffreddi il tuo cibo da camper? Ecco la solution. Io direi di continuare con le prove, qui siamo in priorità diaframma che mi piace moltissimo, da quell'effetto reflex diciamo nello sfumato nello sfondo, e messa a fuoco l'ho messa in manuale, ossia tu con la ghiera puoi spostarti il mirino, in questo caso l'ho messo tutto a destra, vediamo se si può cambiare, spot flessibile, adesso lo metto più tutto a destra e tac, mi mette a fuoco a destra e mi lascia fuori la coca, perfetto, bellissimo. Questo è una cosa che userò spessissimo per il mio tipo di riprese, cioè la messa a fuoco fissa e decidi tu in che zona mettere a fuoco, perché vedi, a me piacciono ste robette qua. Ora sei completamente in automatico, area messa a fuoco messo ampia, lì c'è una formichina, le famose mettila a fuoco. Sta continuando a tenere a fuoco a destra, fammi vedere, devo ancora capire dopo io bene queste cose, forse in questo caso tipo messa a fuoco posso dirle al centro. Ecco la formichina, eccola qua, è tornata. Ciao formichina, cazzo fai nel mio camperino, cosa fai nel mio camperino? Qui abbiamo delle luci completamente a mano libera, sembra che stia venendo veramente molto bene. La messa a fuoco appunto l'ho messa al centro, formichine che si scontrano, sbaruffano e dicono no c'ero io, no c'ero io. Un pezzo di legno con metallo leggermente arrugginito, ecco, così vedi tutti i miei difettini del camper. Spugna, spugnetta e i miei bellissimi adesivi, una rosa di Gerico all'ombra, sì, chiavi, quindi materiali metallici, egregiamente anche qui, collana di legno un po' dondolante. No, per le macro direi non male, veramente non male, una delle cose mi interessano di più. Sì. Cosa bellissima, con la ghiera come nelle reflex io posso girarla, aumentare, vedi, la sfocatura dello sfondo, o addirittura continuare e toglierla, vedi? Fantastica, veramente fantastica, da prenderci la mano senz'altro. Vedo che buona cosa è questo cavallettino piccolino che io ho tenuto, mi può servire per fare dei bei giochetti, tipo vedi io qua sto ruotando la ghiera, ti sto sfocando, ho mosso un po' il cavalletto, questa non è, vedi, devo imparare, cioè prendere la mano, tipo ecco qua, cioè anche impari dove posizionarti, e questo è il mio ditino che è andato avanti all'obiettivo, vedi, tutte queste cose insomma che impari col tempo. Ecco, ora sto riprendendo con il mirino, me la prendo, ecco qua, prendiamo in mano, vediamo cosa avevo sempre, sì, il discorso, ecco qua, fantastico. Zoom un pochino, qua sto usando lo zoom digitale,
però mi sembra che non si comporti male, dai. Qua due che fanno gli approcci sessuali, ecco vedi, adesso iniziano a riprodursi. On the strada again. Bene, probabilmente troverò anche un supporto per questa macchinetta, mettermi nel cruscotto magari quando ciacolo che sto guidando, anche perché sì, c'ho qualche adattatore per la vita delle macchine fotografiche GoPro e viceversa, quindi credo che in qualche modo si combinerà. Guarda CP, c'è Decathlon, il negozio degli sportivi, solo che io non ho capito, cioè ci sono più questi maialoni, cioè, non so quanti sportivi ci sono in giro per l'Italia, cazzo. Il fatto sta che ci sono più Decathlon che McDonald's e io non capisco, cioè visto l'andazzo italiano.